Buongiorno, benvenuti a questa edizione. Vediamo subito i titoli. A Catania è il giorno di Agata con il solenne pontificale, il cardinale Grech. La libertà è il valore più importante, ma attenti agli algoritmi che ci manipolano. Oggi pomeriggio ricomincia la processione. Il giro esterno di Sant'Agata ha durato 24 ore, il Fercolo è rientrato poco dopo le 7:30 del mattino e prima la salita dei Cappuccini a passo lento e l'invettiva dell'arcivescovo Renna. Le candelore non sono giocattoli, sono di Agata. Continua a bruciare l'impianto trattamento rifiuti plastici a Campo Felice di Roccella nel Palermitano. Preoccupa l'allarme diossina, divieto di consumare frutta e verdura, latticini e carne prodotti in zona. A Niscemi la frana minaccia non solo le abitazioni, ma l'identità stessa della città in emergenza abitativa. A rischio i 4.000 volumi della biblioteca, palazzi e chiese ottocentesche. Per il ministro Musumeci 9 comuni su 10 sono a rischio frana. A Canicattì non basta l'unico punto di carica per le autobotti, la protesta dei titolari per i costi in crescita. Aeroporti siciliani verso la privatizzazione, domani il via libera allo scalo di Palermo, una scelta che guarda al turismo siciliano in costante crescita. Calcio, quarto giorno di lavoro consecutivo per il Catania che riposerà domani. Sabato di nuovo allenamenti in vista del match di martedì prossimo con il Cerignola. Buongiorno, dunque oggi a Catania è il giorno di Sant'Agata con il solenne pontificale celebrato in cattedrale. Il cardinale Grech ha detto la libertà è il valore più importante, ma attenti agli algoritmi che ci manipolano. Oggi pomeriggio ricomincia la processione che sarà seguita ancora con le nostre dirette. Sentiamo Giusy Lazzara. A Catania è il giorno di Sant'Agata con il solenne pontificale. La processione dei prelati verso la basilica segna l'inizio della celebrazione religiosa. Il busto reliquiario di Sant'Agata è al lato dell'altare e l'arcivescovo Renna ricorda che sono giorni di gioia, ma non si devono dimenticare gli sfollati di Niscemi e chi ha perso tutto per il ciclone Harry. Poi ringrazia il cardinale Grech, vescovo emerito di Gozo a Malta, quest'anno presente a Catania. Lo sguardo rivolto alla libertà che va oltre la sofferenza e la morte. Voi sapete che la libertà è un valore molto importante, è il punto di partenza di tutti i nostri diritti, ma la libertà è continuamente minacciata da forze che cercano di opprimerla, spesso in modo molto subdolo. Basta guardare quanto gli algoritmi influenzano la nostra vita quotidiana. Ci dicono cosa guardare, cosa comprare, cosa desiderare, perfino cosa pensare. Di contro, la paura viene usata da chi vuole controllare le persone. Mi piace immaginare Sant'Agata che abbia pronunciato nel suo cuore le stesse parole attribuite a un martire contemporaneo siciliano, Borsellino, che diceva: è bello morire per ciò in cui si crede. Continueremo a raccontare la festa con le nostre dirette di Devoti Tutti a partire dalle 16 fino a mezzanotte e domani mattina alle 5 per seguire il rientro di Sant'Agata in cattedrale. E ieri invece il giro esterno di Sant'Agata che è durato ben 24 ore tra fede, suggestioni ed emozioni e poi l'invettiva dell'arcivescovo Renna contro un uso distorto delle candelore. Ripercorriamo allora le tappe più significative nel servizio di Tonino De Mano. Alle 7.57 l'uscita dalla cattedrale per il giro esterno, alle 7.55 il rientro, 24 ore tra la gente e per la gente, un fiume bianco che ha accompagnato Sant'Agata lungo il percorso con la pioggia intermittente che ha contrassegnato la processione. Ma il maltempo non ha spento l'entusiasmo e la voglia di esserci dei devoti che hanno gremito strade, piazze, vicoli, balconi, terrazze ed ogni angolo di Catania per incrociare anche un attimo lo sguardo di Agata. Grandi assenti le candelore, rimaste sotto i portici in Corso Sicilia,
ufficialmente per motivi di sicurezza, per le condizioni meteo, anche se l'arcivescovo Luigi Renna sull'argomento ha usato parole forti. Anche a voi che seguite le candelore e che forse ieri avete ironizzato perché 2 candelori hanno ostacolato il normale decorso della processione. Ho letto alcuni post che inneggiavano a queste cose e devo dirvi come padre che forse a qualcuno di voi interessa più la gara, la corsa, la scommessa che Sant'Agata. Ve l'ho detto tante volte. Le candelore non sono un giocattolo, sono di Sant'Agata. Straripanti di gente piazza Carlo Alberto e piazza Stesicoro, per non parlare della salita dei Cappuccini, talmente affollata da rallentare il cammino della processione con un passaggio lentissimo che ha fatto lievitare il ritardo, tanto da fare saltare l'atteso appuntamento con i Vespri a Sant'Agata la Vetere. Poi le suggestioni di via Plebiscito percorsa in gran parte sotto la pioggia battente. Alle 3:52 l'arrivo in piazza Palestro per i tradizionali fuochi del Fortino. Alle 7 la calata della Marina e il rientro, devoti tutti, ha seguito con voi e per voi tutte le fasi della processione, con una maratona televisiva che ha regalato emozioni, suggestioni e toccanti momenti di fede. Cambiamo adesso argomento, andiamo a Campo Felice di Roccella nel Palermitano, dove è allarme diossina dopo l'incendio divampato in uno stabilimento di rifiuti di plastica. Sentiamo Marco Gullà. Continua a bruciare ormai da 48 ore l'impianto di trattamento dei rifiuti plastici Ecorec che si trova a Campo Felice di Roccella nel Palermitano. I vigili del fuoco proseguono nelle operazioni di spegnimento, l'incendio è comunque sotto controllo, ma quel che preoccupa adesso è anche l'allarme diossina emanata dai rifiuti di plastica in fiamme da circa 2 giorni. In attesa dei risultati dell'ARPA, il sindaco di Campo Felice, Giuseppe Di Maggio, ha emesso un'ordinanza per limitare la vendita e il consumo di frutta, ortaggi, latticini e carni nelle aziende della zona. Sono state fatte alcune verifiche e in effetti i livelli di diossina che sono presenti nell'aria sono elevati, ha aggiunto il primo cittadino di Campo Felice, per cui invito tutti a lasciare chiuse le imposte delle case. Cresce la preoccupazione tra i residenti che preferiscono quindi stare barricati in casa e non mandare i figli a scuola. I carabinieri del nucleo ecologico del comando provinciale di Palermo hanno iniziato le indagini per accertare insieme ai vigili del fuoco le cause del rogo e il rispetto delle norme antincendio e sicurezza nella zona. E veniamo adesso al giallo dei 3 cacciatori assassinati nel bosco. C'è un 4º uomo sotto torchio. Le indagini potrebbero essere ad una svolta. Tonino De Mana. Si svolgeranno domani alle 15 a San Pierniceto e Patti i funerali dei fratelli Davis e Giuseppe Pino e di Antonio Gatani, i 3 cacciatori uccisi a colpi d'arma da fuoco il 28 gennaio scorso in un bosco a Montagnareale sui Nebrodi. Gli investigatori mantengono il massimo riservo ma lavorano sotto traccia per risalire all'omicida. La sensazione è che la svolta potrebbe arrivare da un momento all'altro, giusto il tempo di incrociare le verifiche sullo stub prelevato sul corpo e sui vestiti della persona attualmente indagata, un 50enne amico di Antonio Gatani, le risultanze dell'autopsia sulle 3 vittime e gli esami balistici su armi e munizioni. Il 50enne non è sposato e vive insieme al fratello a Montagnareale. Non ha mai avuto un impiego stabile e ha sempre svolto lavori saltuari in campagna. Quella mattina, avrebbe riferito ai carabinieri, era andato a caccia insieme a Gatani, ma si sarebbe allontanato poco dopo dal luogo in cui i corpi sono stati scoperti. Un racconto con molti punti oscuri che sembrano non convincere gli investigatori. All'uomo intanto sono stati sequestrati fucili da caccia ed alcuni indumenti. Un imprenditore edile di Palermo ed un suo parente sono stati avvicinati, intimiditi e poi aggrediti da 2 estorsori, padre e figlio, che chiedevano il pizzo per la realizzazione di un palazzo. La denuncia da parte dell'imprenditore ha portato a 2 ordinanze di custodia cautelare per estorsione e violenza privata aggravate dal metodo mafioso. 14 anni e 8 mesi per Andrea Cangemi, 1 anno e 8 mesi per Gaetano Lomedico e Alessio Greco, tutti e 3 di Partinico. La seconda sezione della Corte d'Assise d'Appello conferma le condanne per i 3 imputati al processo per l'omicidio di Francesco Bacchi, il 19enne, morto in seguito ad una rissa scoppiata al gennaio 2024 davanti ad una discoteca di Balestrate.
E adesso andiamo a Niscemi, dove la frana minaccia non solo le abitazioni, come abbiamo più volte detto, ma l'identità stessa di una città in emergenza abitativa. Gerry Italia. A Niscemi il tempo non lenisce, anzi aggrava. A quasi 2 settimane dalla frana, con il passare delle ore cresce l'emergenza abitativa. Con la ripresa delle attività scolastiche poi gli spazi si stringono e l'attesa diventa insostenibile. Dopo l'appello di Don Giuseppe Cafaura, il sindaco Massimiliano Conti a lanciare una prima ricognizione degli immobili disponibili per gli sfollati, chiedendo affitti a prezzi calmierati per evitare speculazioni. Sui portali online compaiono le prime offerte senza prezzi dichiarati, mentre resta l'incognita sugli indennizzi statali fino a 900 euro del contributo di autonoma sistemazione. Intanto crescono le richieste di aiuto, sono già 371 le istanze presentate. La zona rossa intanto si allarga. Con una nuova ordinanza il sindaco ha interdetto l'accesso a un'area di 4 km quadrati a valle della frana, con il divieto di accesso a casolari e case di campagna a valle. Si è già proceduto all'installazione di transenne nel perimetro individuato. E mentre la terra si muove ancora, trema anche la memoria. A rischio c'è la biblioteca Angelo Marziano, 4.000 volumi storici e documenti custoditi in un edificio del quartiere Sante Croci, con le fondamenta ormai erose. I vigili del fuoco e la protezione civile parlano chiaro. Oggi è impossibile intervenire. Gli eredi chiedono alle istituzioni di salvare il patrimonio prima dell'irreparabile. Ma questo non è un caso isolato. Nella zona rossa c'è il cuore più antico della città. Palazzi e chiese del 700 e dell'800. Palazzo Iacona, Palazzo Branciforte, Palazzo Masaracchio, che ospitò Nino Bixio e una squadra dei 1000. Non sono edifici abusivi, ribadisce il sindaco. Qui c'è il centro storico nato dopo il terremoto del 1693. Sul posto nei giorni scorsi anche la sovrintendente ai beni culturali di Caltanissetta Daniela Vullo, per verificare il patrimonio a rischio e valutare le possibili azioni. Faremo il possibile per tentare di salvare questo patrimonio culturale di grandissimo interesse, ma chiaramente le condizioni di sicurezza di chi ci lavora e degli abitanti vengono prima di tutto. 5 famiglie hanno dovuto lasciare le loro abitazioni in via Europa dal civico 32 al 38 per rischio di potenziale crollo. Lo ha deciso il sindaco di San Filippo del Mela in provincia di Messina, Gianni Pino, che sottolinea come, diversamente da quanto sta accadendo in altre parti della Sicilia, non c'è una frana già in corso, ma stiamo agendo in via precauzionale al fine di evitare il rischio di possibili aggravamenti. E secondo il ministro Musumeci, ben 9 comuni su 10 sono ad alto rischio frana in Sicilia. Sentiamo Orazio Longo. 1 su 10 ce la fa, il dato è sconsolante, arriva da uno studio ISPRA, l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, e lo cita il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, nell'informativa al Senato sui danni del ciclone Harry. 9 comuni siciliani su 10 sono ad alto rischio frana, dice, e aggiunge, oltre il 94% dei territori italiani è esposto a pericolo idrogeologico, valanghe ed erosione costiera. Per il ministro la situazione si è aggravata negli ultimi anni a causa del cambiamento climatico. Su Niscemi poi Musumeci sottolinea come vi sia stato negli anni un rimpallo di responsabilità che di fatto ha prodotto uno stallo. A Musoduro poi si scaglia contro quella che ha definito una campagna mediatica su presunte inefficienze del governo e di questo ministro, figlia, dice, di giudizi sommari e frettolosi. La replica delle opposizioni non si è fatta attendere. Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha attaccato il governo regionale accusando la politica locale di avere come obiettivo unico quello di spartire incarichi e chiedendo lo scioglimento dell'Assemblea regionale. Per la segretaria del PD, Elly Schlein, 100 milioni non sono una cifra all'altezza di fronte a danni quantificabili in 2,5 miliardi. Per il Movimento 5 Stelle è necessario accertare subito le responsabilità e fare partire i ristori. Ogni euro investito in prevenzione permette di risparmiare 6 euro, ha detto il deputato Scerra. Protesta a Canicattì. Le autobotti possono rifornirsi di acqua ad un solo punto carico, che è insufficiente per servire la città. Fra l'altro, per chi non è allacciato, un'autobotte costa fino a 75 euro. Sentiamo Davide Sardo. Canicattì è a secco e gli autobottisti si fermano. Scatta la protesta contro la gestione dell'emergenza idrica. Da ora il carico dell'acqua è consentito esclusivamente al serbatoio AICA nel parcheggio Padre Gioacchino Lalomia.
un solo serbatoio e un bocchettone di piccole dimensioni, giudicati del tutto insufficienti. Per rifornire circa 26 autobotti serve un'intera giornata, tempi incompatibili con la richiesta di una città vasta e in piena emergenza. Noi non possiamo lavorare più alle condizioni che ci dà AICA. In pratica AICA, prima di firmare il contratto con loro, ci aveva promesso che doveva fare tanti bocchettoni per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, invece non è stato così. Gli operatori denunciano che con queste condizioni non conviene più lavorare e diventa impossibile garantire il servizio ai cittadini. Intanto il servizio idrico pubblico continua a essere ritenuto carente, spingendo sempre più famiglie a rivolgersi ai privati. Bisogna impugnare il decreto ministeriale numero 42 del 2025, fare quindi procedere ad un ricorso amministrativo e denunciare gli eventuali abusi, così come ha detto il sindaco. A pesare anche i costi. Per chi non è allacciato alla rete AICA, una fornitura d'acqua tramite autobotte può arrivare a circa 75 euro. La protesta si inserisce in un contesto già segnato da forti criticità, mentre a Canicattì l'emergenza idrica resta senza risposte concrete. Restiamo in provincia di Agrigento, dove è scontro aperto sul distallatore di Marinelle. Il sindaco di Porto Empedocle minaccia di sequestrare l'impianto. Ancora Davide Sardo. Minaccia di sigilli al dissalatore di Marinella. Il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, prende posizione e dà ragione al comitato Mare Nostrum, riaccendendo lo scontro sull'impianto realizzato durante l'emergenza idrica. Al centro della vicenda c'è la natura del dissalatore, costruito in regime emergenziale e inizialmente indicato come mobile e provvisorio. Una definizione che, secondo il comitato, sarebbe stata confermata anche nel corso di un consiglio comunale aperto dall'ingegnere delegato dal commissario per l'emergenza idrica. Il quadro cambia però con un decreto commissariale che qualifica l'impianto come struttura fissa. Un passaggio ritenuto decisivo perché il dissalatore insiste su un'area destinata a parcheggi e servizi per la balneazione. Senza una variante al piano regolatore comunale, sostengono i rappresentanti di Mare Nostrum, l'opera rischierebbe di essere abusiva. Da qui la richiesta al sindaco di un atto formale per impugnare il decreto. In caso contrario, avverte il comitato, le prese di posizione resterebbero solo politiche. La vicenda resta aperta tra nodi urbanistici ed emergenza idrica. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, poi torniamo per parlare della privatizzazione degli aeroporti siciliani. Il Consiglio di amministrazione dell'aeroporto di Palermo dà il via all'iter per la privatizzazione dello scalo, una scelta che guarda al turismo siciliano in costante crescita. Manlio Viola. 22 milioni di presenze nel 2024, una crescita del 12% circa nel 2025 che ha portato a un totale di 24 milioni e mezzo di turisti. E poi le vacanze invernali, quelle di Natale, che hanno segnato un allungamento medio di un giorno nel periodo di permanenza del turista. Prima era in media 2 giorni a Palermo e Catania, 1,5 a Siracusa, ora si attesta a 3 giorni a Palermo e Catania, 2 a Siracusa, 1 a Messina. Dati positivi non solo se presi in sé, ma anche perché mostrano una crescita continua e costante dal post-Covid in poi. Una crescita che rischia di arrestarsi adesso nel 2026 a causa dei danni del ciclone Harry. I turisti sono preoccupati dalle notizie che sentono, dalle immagini di devastazione che vedono e le prenotazioni frenano in vista della Pasqua. Si teme anche che il trend rimanga in discesa per l'estate. Molti operatori pensano di non riuscire a ripristinare per tempo lidi, ristoranti e strutture costiere in genere. È una vera e propria corsa contro il tempo. È in questo clima che procede la privatizzazione degli aeroporti maggiori siciliani. A Catania l'ha già avviata. Palermo lancerà domani la sua procedura con la scelta di un advisor che spetterà al Consiglio di amministrazione di GESAP riunito venerdì. L'advisor dovrà valutare l'aeroporto di Palermo. Il comune ha già inserito nel suo piano di rientro una previsione di incasso di almeno 26 milioni entro la fine del 2027, ma la maggior parte delle azioni sono della città metropolitana. La privatizzazione non è soltanto un modo per far cassa, ma un'esigenza di competitività, secondo il sindaco Roberto Pagalla. L'aeroporto di Palermo è in salute e in crescita, si avvia a raggiungere 10 milioni di passeggeri entro l'anno, ma serve maggiore competitività sui mercati internazionali. Una impostazione condivisa da Palermo fino alla regione, ma osteggiata dalle opposizioni.
E adesso parliamo del progetto sociale di un gruppo di artisti contro le microdiscariche nel centro storico di Catania. È così che è nata la mostra Icona. Orazio Longo. 9 tele originali realizzate da altrettanti artisti che hanno per soggetto Sant'Agata. Obiettivo del progetto è quello di utilizzare il linguaggio dell'arte contemporanea per sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle microdiscariche sparse nel centro storico, affingendo ai muri copie delle opere originali realizzate dagli artisti. Un'idea dell'Associazione Culturale Basaltica, organizzata insieme con il Comitato Festa di Sant'Agata a sostegno della campagna Catania è casa, che dopo la pittura e la fotografia prosegue nel 2026 nel solco del design. Gli artisti, alcuni emergenti e altri con esperienze internazionali, sono stati selezionati dal Comitato Scientifico di Basaltica dopo una manifestazione di interesse. Esponenti di diversi linguaggi espressivi, dalla pittura alla fotografia, alla grafica e all'installazione, hanno elaborato l'icona di Agata partendo dall'immagine del fercolo votivo della Santa e restituendola con la loro cifra stilistica autoriale. Stampate in formato manifesto, le opere, i cui originali sono in mostra a Palazzo della Cultura fino al 12 febbraio, sono state appese in giro per la città in prossimità degli accumuli irregolari di rifiuti. Per il 2026 l'idea è quella di lanciare una sorta di brainstorming per ripensare alcuni spazi del centro storico, immaginando nuove edicole votive dedicate alla santa patrona della città, concepite secondo una sensibilità contemporanea. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva con il Catania che domani riposa ma poi comincia a prepararsi in vista dell'appuntamento con il Cerignola. Siamo al calcio, quarto giorno di lavoro consecutivo per il Catania che riposerà domani, sabato, di nuovo allenamenti in vista del match di martedì prossimo con il Cerignola. I dettagli nel servizio di Marco Carli. Settimana rivoluzionata in casa Catania, frutto del palleggio sulla data del match col Trapani. L'ufficialità della partita, il 18 febbraio, ha dato ai rossazzurri la possibilità di definire tutto, dopo gli allenamenti di inizio settimana. Giovedì di lavoro, venerdì di riposo e poi le 3 sedute che porteranno alla partita con il Cerignola di martedì alle 20:30 al Massimino. Prima di una serie di 7 partite in meno di un mese. Delle prime 4, tutte nel giro di 2 settimane scarse, 3 sono in casa con l'unica trasferta a Siracusa. A livello logistico e per il ruolino di marcia avuto sul terreno amico, non ci può essere di meglio per mettersi alle spalle la sconfitta col Sorrento, anche se ogni partita in questo campionato dimostra che non c'è niente di scontato. Vale però anche per le avversarie. Nel match col Cerignola, Miceli squalificato sarà sostituito da Carnielutti, che è stato preso con queste intenzioni rappresentare l'alternativa ideale lì in mezzo. Come braccetto di destra, Ierardi, probabilmente favorito su Pieraccini e Allegretto, rientra Casasola in attacco, forte punto fermo del Catania. Sarà acquisito definitivamente per poi prolungare il contratto. Lo merita il ragazzo per quello che ha fatto, dando ragione alla società che ha puntato su di lui. Ma in questo tour de force ci sarà bisogno di tutti. La scelta non manca, sul mercato sono arrivate tutte le alternative anche per gli infortunati che resteranno fuori dalla lista insieme al solo Martic. Il regolamento consente di fare un cambio entro fine stagione e Ciccerelli, lo sappiamo, spinge per esserci nel rovente finale. Noi ci fermiamo qua, vi ricordo che dalle 16 ricomincia la nostra diretta dedicata alla festa di Sant'Agata che vi proporrà i momenti più importanti in continuità del giro interno. Grazie per averci seguiti, a tutti un buon pomeriggio.